Amici della Prima Vulcanizzata, amanti del pattino a quadriciclo, ciao Maria, buonasera dal Palalido di Valdagno, ben collegati in diretta per assistere all'ennesimo derby stagionale in questa 21esima giornata del massimo campionato di hockey pista stagione 2018-2019. Dunque Hockey Valdagno 1938, sistema UVP Bassano, edizione numero 76, si disputa stasera sul parquet bianco-azzurro agli ordini dei signori Marcello Di Domenico di Modena e Roberto Giovine di Salerno. Dopo il pareggio 2-2 di martedì scorso nel derbissimo della Vallata con il Trissino, Valdagno ha mantenuto il terzo posto in classifica generale, ma lo deve ora condividere con il Centro Giovani Calciatori Viareggio, il CGC. Formazione di casa in versione Turbo GT con Jimenez e Tatarani che vogliono continuare la striscia positiva da 4 partite. Si è sempre visti andare a segno, 12 gol totali sulle 16 realizzate dalla squadra. Il Bassano di Luis Núñez ha il peggior attacco esterno insieme all'Amatori Vercelli con 22 gol, ma ha assoluto bisogno di almeno 12 punti per la salvezza matematica, quindi non sarà certamente una partita semplice da gestire per la formazione di casa di mister Franco Vanzo. I derby sono partite a sé dove anche la dea bendata a volte ci mette lo zampino. Noi di Studio 7HD.com siamo pronti, le riprese di Marco Zene e Roberto Bauce. Qua al mio fianco il fido Roberto, stasera mi darà una mano nel commento perché è assente Leo Darronco e la voce di Domenico Toma per commentare questo spettacolo sportivo e viverlo assieme a tutti coloro che ci seguono in diretta via web. Un saluto speciale per la nonna di Nicolas Barbieri, me l'ha chiesto prima proprio il giocatore bassanese che ci segue in diretta, e anche per la mia amica Maria, giocatrice under 13 che torni presto in pista dopo l'infortunio di gioco che ci ha subito. Roberto, dunque 76esimo derby, quelli abbiamo visti tanti, che partita ci aspettiamo? Beh, innanzitutto abbiamo visto già in questa stagione che i derby sono da prendere con le pinze, perché purtroppo Valdagno ha lasciato già 2 punti a Sandrigo, ha perso a Braganza, però un pareggio a Trissino all'andata, ha vinto a Bassano proprio nell'ultimo minuto con il gol di Centeno, quindi penso che anche questa sarà una partita molto combattuta, perché il Bassano naturalmente cerca 3 punti, anche se possiamo dire che in classifica è già praticamente fuori dalla zona problematica, possiamo vederlo così. Il Valdagno invece vuole vincere per tenere il terzo posto. Molto bene, andiamo a vedere al volo le formazioni. Bassano, sistema UVP Hockey Bassano, il 18 in porta è Mauro Dalmonte, il 7 Mattia Baggio, il 17 Nicolas Barbieri, il 33 Michele Panizza, uno degli ex, il 37 Vittor Crespo Oliva, il 39 Leonardo De Gerone, il 58 Andrea Scuccato, il 67 Giacomo Tumelero, il 74 Giogo Neves, il 30 e l'altro portiere Davide Merlo, l'allenatore è il signor Luis Núñez. Un saluto anche a lui, visto che giochiamo assieme negli amatori ogni tanto. Valdagno che risponde, Hockey Valdagno 1938, il numero 10 è Guillem Trabal in gabbia, il numero 2 Samuel Amato, il 4 Marc Pagliares, il 6 Dario Jimenez, il 7 Gaston De Oro, l'8 Massimo Tatarani, il Tata, il capitano, il 9 Alessandro R. Fosco, il 22 Andrés Centeno, il 26 Andrea Bigarella, allenatore il signor Franco Vanzo. Andiamo a vedere come partono le due formazioni. Le hai già viste, Robby? No, ho visto subito il tiro iniziale di Neves fuori misura, quindi prova subito il Bassano, appena vede la porta traballa comunque alla traiettoria senza problemi. Un Bassano che parte in formazione abbastanza standard con Dalmonte tra i pali, Barbieri, Giogo Neves, Crespo e il possesso palle in questo momento Andrea Scuccato, dato i giovani elementi a disposizione di Luis Núñez. Un Valdagno che risponde con Guillem Trabal tra i pali, il 22 Andrés Centeno, l'8 è Massimo il Tata Tatarani in possesso palle in questo momento, cerca spazio largo Marc Pagliares il numero 4 e poi c'è Tonci, il Toncito De Oro. Anche qui un saluto per Mamma Maria che ci segue in diretta da San Juan in Argentina. Anche adesso Barbieri, come vede la porta, va alla conclusione, ancora una volta fuori misura nelle note tecniche iniziali. Buona affluenza di pubblico, la curva nord quasi piena e buona presenza anche dei tifosi giunti qui da Bassano. Sì, è un pubblico per le occasioni importanti come questo derby. 3 punti, diciamo prima Roberto, molto significativi in palio, ne ha assoluto bisogno Bassano e sappiamo bene che all'andata è finita all'ultimo respiro. Vedremo come si svilupperà questa partita.
c'è stato forse già un warning che non ho visto. Il replay ancora non ce l'abbiamo. No, ci stiamo attrezzando per la prossima Ci stagione. attrezzeremo. Riparte Andrea Centeno intanto con il numero 22. Prima stagione per lui, gran palla dentro, tunnel a scuccato da parte del Tata, pallina non sfruttata però da Valdagno. Gioco Neves largo a ripartire. Bello l'assist dentro per Nicolas Barbieri, capisce tutto il Tonci. C'è il raddoppio su di lui. Ancora il Tonci, prova lui. Percussione centrale del Vespino truccato a Valdagnese, il numero 7. Ha guardato Tatarandi, lo stava per servire, poi forse ha esitato un po' troppo, quindi nulla di fatto. Ancora Bassano che va con scuccato per Gioco Neves Barbieri. C'è il mezzo blocco lì di Vitor Crespo. Ancora Crespo, possesso palla. Attenzione Crespo. E c'è subito il rigore, tocco sulla stecca al momento della conclusione, nulla da dire, non ci sono giustamente nessun tipo di proteste. Non ci sono proteste, noi comunque, visto che l'hanno fiscato il rigore c'è, qui ribadisco il principio, ci siamo detti anche nelle settimane scorse, lungi da noi l'idea di andare a discutere le decisioni arbitrali, qui tra l'altro non abbiamo, come c'era viceversa martedì scorso, che valeva da prova di Coppa Italia la possibilità di rivedere azioni, soltanto di rivederle non rallentate ma comunque di rivederle n volte, cosa che non ha l'arbitro, deve decidere subito. Primo duello, dunque un po' come era cominciato l'altro derby, sì, comunque devo dire, come attrissimo. Dobbiamo dire tocco netto sulla stecca, rigore c'è. Crespo contro Guillem Trabal, vediamo un po', tutto pronto. Crespo la mette, angolo impossibile lì. C'è il primo gol, gran gol di Vitor Crespo, che tra l'altro in classifica marcatori sale a 24 reti con questo gol. Gioco Neves e Crespo avevano entrambi 23 reti, adesso ne ha 24 il giocatore bassanese. 25 ne ha Massimo Tatarani, che è il più avanti con le realizzazioni con la sua Pulsar per il Valdagno che dunque è subito sotto 1-0, dovrà andare a fare un po' la partita, vediamo come riesce a sviluppare gioco. La botta di Payares passa molto vicino all'angolo alto destro, difesa della gabbia, difesa da Dalmonte, ed è la prima vera conclusione verso la porta di Dalmonte, ne ha già fatte 3 il Bassano. Ancora Andrea Centeno, Tonci che va a chiamare lo schema, retroporta per Tatarani, si sviluppa ancora retroporta a coprire, in due a coprire sul Tonci. Payares ci riprova, riconquista palla proprio il Tonci. Bisogna stare attenti su questi tiri dalla tre quarti, perché se poi viene intercettato te li ritrovi in porta 1 contro 1. Ancora Andrea Centeno che prova a concludere, stoppata dopo da Barbieri la sua conclusione. Fallo di squadra fischiato a Bassano. Tatarani ha qualcosa da dire qui a... Sì, c'è un doppio tocco sulla racchetta anche qui nel momento della conclusione, un normale fallo. Roberto Giovine, palla nelle stecche bianco-azzurre. Centeno e Tonci De Oro alla battuta. Scuccato e Barbieri lì a difendere. Vediamo un po'. Ci prova subito il Tonci, palla che esce, la riconquista Marc Payares. Massimo Tatarani, uno degli ex di turno. Finisce a terra Tatarani, tutto regolare, prova a spingere adesso con Payares. La palla a 2, deve accartocciarsi sulla palla Dalmonte, che gli stava scivolando sotto al gambale. Crespo la meglio sul Tonci, poi riparte largo lungo la balaustra. Fa
buona guardia lì Pajares, ancora Scuccato, prova lui per vie centrali, poi si allarga, ci mette una pezza il capitano valdagnese in configurazione difensiva. Prova subito la carta della velocità il Bassano, tenta di saltare l'uomo perché naturalmente così apre uno spazio per l'attaccante, deve stare molto attento nelle retrovie il Valdagno in questo momento. Sì, anche perché sotto di una rete col rigore realizzato da Crespo, altra pallina velenosa di Tattarani che non passa distante dal palo sinistro della porta giallorossa. Andrés Centeno, largo per Tonci De Oro, ancora il Tata che prova ad accentrarsi, scarica ancora su Centeno che la mette lì, conclusione senza tempo per pensare, palla che sorvola la traversa, Scuccato e Crespo, attenzione, qui buono il lavoro di Centeno in difesa, ancora Tattarani che ci prova, palla che torna nelle stecche giallorosse, gioco Neves, largo per Crespo, ancora Scuccato, 19:35 alla fine, Valdagno avanti 1-0, ruba palla a Centeno, attenzione, può caricare la botta ma è ben piazzato qui Dal Monte, non riesce ad angolarla Centeno, ma la trattiene, passa leggermente sotto i gambali, però controlla senza problemi il tiro. Dato il fischio di Domenico, c'è il fallo valdagnese, fallo di squadra, primo fallo di squadra. Fallo. Partita che finora ha visto fasi alterne, squadre che ovviamente giocano con la regola del primo non prenderle, anche se in questo momento è Valdagno a subire sotto per un 1-0, il gol realizzato da Crespo su rigore. Prova la conclusione di prima intenzione, buona l'idea, Pajares però alza troppo la pallina. Ancora Barbieri adesso a ripartire per Bassano, Neves cerca di saltare il Tata, tira una fucilata, Neves trova il guantone di Entrabal piazzato al centro della sua porta, bella va anche questa 1-2-3 lì, palla appena alta di Andrés Centeno, questa è veramente quella più pericolosa costruita, passaggio veloce, anche Centeno alza troppo la sfera, un po' di imprecisione. Poco di prima, forse un po' di giocare proprio tranquillo Valdagno, il fatto di essere sotto di un gol certamente non aiuta i giocatori di Franco Avanzo. Scuccato prova la conclusione, attenzione a Tonci De Oro, fa tutto lui, poi viene messo giù. Grande numero di De Oro, recupera pallina, fa tutto da solo, lì non poteva fare altro il difensore, o lo mette giù o era gol. E quindi di un altro rigore adesso tocca Mauro Dal Monte. Sul punto di battuta si sta recando Massimo Tattarani. Dal Monte contro il Tata, vediamo un po'. A gestire il rigore Roberto Giovine, salernitano. Tutto pronto. La para Dal Monte col gambale. Tonci De Oro, altra grande risposta di Dal Monte col guantone basso. Due vere prodezze dell'estremo difensore, qui dell'estremo prima lì. Sul rigore, gli ha proprio parato bene perché il tiro era indirizzato all'angolino basso,
poi si ripete subito nella conclusione immediata. Sullo stesso palo riesce ad avere la meglio. Attenzione, Tonci De Oro che riparte, Centeno, ancora il Tonci e stavolta il Toncito pareggia. Gran palla di Centeno, fanno 2 contro 1 stavolta i valdagnesi. Grande azione ancora una volta, De Oro ci crede, va a prendersi la pallina, lancia l'azione e poi la conclude. Gran palla di Gaston Tonci De Oro. Quindi 1-1 con 17 da giocare ancora nel corso del primo tempo. Falli di squadra ne ha commesso 1 il Valdagno e 2 ne ha commessi il Bassano. Derby molto corretto, attenzione, grande legnata che si stampa sotto la traversa, pallina Pericolosissima rimane qui. fuori, la conclusione è di Crespo. Ancora il Tonci, ancora Centeno, vediamo un po', Tonci De Oro, no, ma incredibile anche lì, piazzatissimo Mauro Dal Monte, sembrava un'altra botta a colpo sicuro. Questa volta è andata bene perché gli ha tirato praticamente addosso. Bravo a rimanere nella posizione e Non subito Bassano dalla parte opposta. Si fa sorprendere, attenzione a Crespo. Ancora dall'altra parte Giogo Neves, retroporta, prova lui. Dentro in pista una vecchia conoscenza qua del Palalido, Panizza per il Bassano. Arriva il fischio time out, appena rientrato Capitan Michele Panizza. Adesso anche Franco Vanzo approfitta del time out, dentro Samuel Amato, rimane invariato Aumenta un po' l'assetto, se vogliamo, difensivo, tiene Pajares come centro, gioca con Centeno e Amato dietro, il Tata punta fissa. Sì, una decisione un po' particolare in questo momento della partita, avrà i suoi buoni motivi. Mantenendo Franco un po' Vanzo. la velocità, vediamo se stasera vedremo in azione il maghetto di Mendoza, Dario Jimenez, che ha accusato negli ultimi allenamenti una contrattura. Naturalmente se ci sono questi problemi deve dosare tutti i giocatori, perché siamo praticamente in vista delle finali di Coppa Italia in quel di Trissino, praticamente la settimana prossima. 1, 2, 3 marzo in quella di Trissino. Vediamo un po' anche qualche altro risultato. Monza 1, Trissino 0, Breganze 1, CGC Viareggio 0. Vercelli e Follonica sono sullo 0-0, Forte avanti 3-1 in quel di in casa con il Sandrigo, mentre Lodi sta vincendo a Scandiano 1-0. Tiene e Sarzana sono Sarzana e Tiene, scusate, sono sul 1-1. Grazie a Paola che oltre a tenere tutte le statistiche valdagnesi mi dà anche una mano su questi dettagli tecnici. Ancora Vittor Crespo, prova a girarsi palo, si gira molto bene ancora Crespo, rimane là davanti, c'è Samuel Amato a fare buona guardia su di lui. È già il secondo legno preso dal Bassano, come abbiamo detto in apertura, come vedono la porta ci provano. Fanno bene, questo è Nicolas Barbieri. Ancora Michele Panizza retroporta, scarica ancora su Barbieri, passaggio no look, qui era un po' in ritardo Crespo, pallina che si impenna, resta nelle stecche giallo-rosse con Giogo Neves. Schiatta un altro fallo di squadra a Valdagno, terzo fallo. Altra deviazione, copre bene però Traballa, controllo di pattino secondo Di Domenico, pallina che torna nelle stecche bianco-azzurre con Capitan Tatarani. Retroporta per Marc Pajares, andare a gestire qui Valdagno. Samuel Amato cerca la botta, trova il tocco di Dal Monte, pallina che si era un po' infilata nel traffico. Ancora Barbieri, trova un po' di spazio qui, è scivolato a centrocampo prima il Tata, prontamente rialzato. Ancora Barbieri scarica su Scuccato, parte lui.
riesce anche a liberarsi e anche a dare al tiro. Bella girata qui del giocatore giallo-rosso. Centeno per il Tata, se la allunga un po' troppo. Purtroppo non controlla bene, siamo già dalla parte opposta, tiro al veleno, ma Trabal con il guantone basso riesce a controllare. Ancora Centeno, Tata che si gira, una delle sue giravolte spaziali lì, pallina che fa la barba alla traversa. Cerca l'alza e schiaccia qui Scuccato, era anche riuscito, ci mette una pezza Samuel Amato. Valdagno che riparte, Andrea Centeno. Ancora Marche Pajares, un po' di giro 3 qui del Valdagno. Vediamo cosa sceglie Pajares, riparte da lontano, trova un po' di spazio, chiude bene Andrea Scuccato. Centeno, ancora lui. Buona conclusione anche questa volta, però fuori dallo specchio della porta, non ha problemi Dal Monte, controlla con lo sguardo, attenzione subito Tatarani in avanti, viene messo giù, c'è il terzo fallo anche del Bassano, 3 falli per parte. E lì a livello di fisici, se ti arriva addosso Scuccato, un po' fatica a riuscire a rimanere in piedi. Vediamo cosa sceglie Valdagno. Centeno e Samuelone Amato, anche lui uno degli ex di turno. Vediamo un po', finta il tiro Pajares, Tatarani ricomincia un po' di giro qui, Valdagno taglia dentro. Intanto una comunicazione di servizio, ristabilito il punteggio anche sulla grafica, c'era qualche problema nell'inserimento, adesso siamo, come possiamo vedere, sull'1-1, vi ricordo, dal Pallalido di Valdagno per questo derby con il Bassano. Pallina che finisce fuori, la deviazione è stata di Samuel Amato. Grazie a Robby per questa precisazione, in parità anche il numero di falli di squadra, è 3-3 al momento. 13 minuti da giocare qui a Valdagno, Valdagno e Bassano sull'1-1. Vittor Crespo avanti, fischiato un fallo in attacco a Victor Crespo, palla che dovrà ripartire dalla posizione di difesa. Centeno per vie centrali, cerca la botta, trova il guantone destro di Dal Monte. Ora Pajares, c'è Panizza su di lui, per scaricare su Amato. Prova Tatarani a creare lo spazio, ma è marcatissimo, riesce poi ad andare al tiro il Valdagno, nulla di fatto, può ripartire Bassano. Anche perché Robby, sono due formazioni e si conoscono perfettamente anche tra giocatori. Attenzione a Crespo, riesce a liberarsi, fa tutto lui, poi perde palla proprio per il Tata in fase difensiva. Tatarani, gran pallina, paratona ancora di Mauro Dal Monte, aveva messo una palla bassa lì, difficilissima da prendere, tiro di precisione di Massimo Tatarani, bravo Dal Monte ad andare a chiudere lo spazio basso. Lo ha aspettato in porta, non si è fatto anticipare. Ancora Amato. Centeno per la ripartenza valdagnese, scarica su Samuel Amato, ancora Centeno, giocare un po' a giro 3 qui Valdagno, difende molto bene in questa fase la formazione giallo-rossa. Luis Nunez, Vittor Crespo riparte, chiama a gran voce i suoi Luis Nunez, attenzione qui. Vede fallo di squadra, qualche centimetro fuori dall'area, qualche dubbio rimane. Senza la possibilità di rivedere, non ci sono proteste comunque. Il fallo quindi probabilmente era anche cominciato prima. Nel quarto fallo di squadra del Valdagno siamo in perfetta parità su tutto, possiamo vedere 4 falli per parti, 1-1. Anche nel tempo 11-11. 11-11 da giocare qui, 4 a pari falli, 1-1 il punteggio. Per il momento rimane l'equilibrio. Prima non abbiamo nominato i due arbitri ausiliari, Fabris e Merlo al tavolo.
a gestire i falli di squadra e i time out. Col nuovo regolamento i primi time out sono da 1 minuto, i secondi sono da 30 secondi. Quindi nell'arco del tempo l'allenatore ha a disposizione 90 secondi di pausa da gestire in due. Sì, che quei 30 secondi lì diventano molto utili in alcune partite, soprattutto quando hai pressione nei minuti finali. Tornano comodi, è che a volte il problema è che se il gioco continua a scorrere perché non c'è fallo o butti fuori la pallina, altrimenti non te lo fischiano. È capitato in queste partite viste qui al Paralido in alcune occasioni. Centeno con un po' di mestiere va a recuperare palla, Tonci De Oro che si accentra, fa partire il destro che non va. Ora Samuel Amato adesso riparte per Valdagno, scarica su Tonci De Oro. Ora Amato al centro nella propria metà campo, Tonci De Oro chiama lo schema. Vediamo un po'. Non riesce ad andare retroporta, c'è Scuccato. La risposta con il guantone proprio di Amato. Deve andare a recuperare palla della propria metà campo. C'è Giogo Neves, pressione su di lui. Panizza recupera Amato. Tonci De Oro cerca l'alza e schiaccia. Questa volta fuori di un niente. Pallina che sibila lì. Giogo Neves riesce a colpire. Palla che va alta, vediamo un po'. Tutto da rifare. Indica l'angolino basso il signor Di Domenico. Gioco che riprende, Valdagno che può ripartire in avanti. Intanto siamo andati al primo quarto d'ora di questo primo tempo del derby. Robby 1-1, squadre che ancora sono ancora molto tattiche, ci sono poche cose di invenzione. Qui è tutto, la regola rimane quella del non scoprirsi troppo. Quel paio di occasioni sono stati rischi da entrambe le parti. Giogo Neves sbaglia poi lo scarico su Panizza. Ora Crespo prova ad accentrarsi, Scuccato da lontano, cerca il dai e taglia, lo trova anche, ci mette la stecca proprio Trabal. Che deve, fa già pallina, riesce ad essere incisivo anche in vediamo un po'. Di squadra Valdagno, questo mi spiace non l'ho visto. Bassano che riparte, Michelone Panizza approfitta di un mezzo blocco lì, si ferma retroporta a ragionare, scarica su Neves. Neves, uno di quelli che è rimasto a Bassano. Ancora Crespo, largo, qui c'è spazio, attenzione, Scuccato non va al tiro, la mette al centro. Generoso qui l'azione di Scuccato. Ancora Scuccato insiste in questa sua azione, poi va giù. Parte Valdagno, Amato è da solo, deve chiamare in causa anche il Tonci. Ditino alto di Gaston De Oro a chiamare probabilmente lo schema. Adesso partita un po' sornione in questa fase, Robby. Sì, dopo i primi 10 minuti scoppiettanti adesso sono diventate tutte e due le formazioni più ragionate nel gioco. Vediamo che adesso anche Vanzo sta preparando un'altra mossa, ributta nella mischia Massimo Tataranni, risponde subito anche il Bassano con Luis Nunes che va a cambiare subito un giocatore. Devono naturalmente ragionare, fare qualche azione in più. Soffriamo un po' la velocità del Bassano quando partono con l'uno contro uno. Bassano che gioca con Nunez e
e Crespo sulla velocità. Qui viene vista una trattenuta. Non è d'accordo Franco Vanza, ma vediamo che sta parlando pacatamente con il direttore di gara, che spiega naturalmente il motivo. Dal gesto che abbiamo visto sembrava una trattenuta. Sì, netta trattenuta sul braccio, nulla da dire. Ancora Crespo, via centrali, attenzione, si libera Crespo, perde l'uomo lì. E ancora una volta soffriamo proprio queste situazioni, perché vanno via e si liberano facilmente. Ancora Samuel Amato rilancia Centeno dall'altra parte. Andrea Centeno prova a caricare il tiro, lo ferma Crespo. Qui c'è un contrasto alla balaustra, vediamo un po'. Pajares incrocia, dà il cambio lui a Massimo Tatarani. Intanto c'è richiesta time out da parte di Luis Núñez. Ancora Centeno largo a cercare fortuna verso l'angolo sinistro del Bassano. Niente da fare, palla che torna giallorossa con Michele Panizza che può tranquillamente reimpostare su Diogo Neves. Neves e Crespo è dalla parte non che gli è più consona per entrare qui. Attenzione allo scambio proprio tra Neves e Panizza, ne stava uscendo un mezzo pasticcio lì. Assist dall'altra parte Barbieri, non va sulla pallina. Ancora gioco Neves, 1 contro 1, può ripartire Valdagno. Attenzione al contropiede, c'è Tatarani, può caricare la botta, rispostona ancora col guantone Mauro Dal Monte, bella risposta però dall'altra parte Massimo Tatarani porta in vantaggio il Valdagno per la prima volta in questo derby, con 5 minuti da giocare. Fa girare la sua cuffia dei rotatori e la caccia dentro Massimone Tatarani, quindi a segnare anche per lui, 26esima rete in campionato. E la Pulsar ha colpito ancora, quinta partita di fila va a segno il bomber di scuola Materana. Era piazzatissimo lì in mezzo all'area, naturalmente un po' di distrazione questa volta della retroguardia, ma era già il secondo tiro. Il primo l'aveva preso bene Dal Monte, che era venuto fuori 1 metro, nulla ha potuto questa volta, ma Valdagno che comunque sta aumentando poi la pressione, sta cercando più la porta di precisione. Sì, perché con un personaggio come questo signore qui, sta accomodando in gabbia adesso tutto vestito di nero, bisogna trovare la precisione. Molto bravo Dal Monte sugli interventi ravvicinati, specialmente quando gioca 1 metro fuori, cresciuto tantissimo da come ce lo ricordiamo un po' di anni fa. Ancora Vittor Crespo, caratteristica protezione pallina, e poi va a cercare lo scambio proprio con Diogo Neves. Qui bravo Trabal, palla per Centeno, paratona. Ha fatto tutto bene, è andato via anche dalla parte giusta dove ha il guantone senza la stecca, leggermente fuori. Ancora Dal Monte, però proprio lui, gran parata ancora dell'estremo difensore giallo-rosso. Aveva fatto tutto bene Andrés Centeno. 4:42 da giocare, Valdagno avanti 2-1 dopo essere stato sotto 1-0 dopo neanche 2 minuti di gioco. Riparte un po' di ritmo adesso, mette ritmo Valdagno, tutto scambi palline, prova Centeno, Amato deve andare al tiro, pallina che si alza, controllo di pattino, secondo di Domenico, palla nuovamente giallorossa, conteggio falli di squadra ne ha 6 il Valdagno, 4 il Bassano.
Michele Panizza, il capitano, tiene pallina, scarica su Barbieri che parte da lontano. Pallina alta, almeno se ho capito bene il gesto di Domenico. Sì, il problema è che la pallina scendeva e ha alzato troppo la racchetta effettivamente De Oro, che ha tentato di anticipare l'avversario. Adesso è possibile farlo con il nuovo regolamento, ma non si può esagerare naturalmente. Gioco Neves che ci prova, è rientrato intanto Andrea Scuccato. Quindi c'è in campo la formazione del quintetto iniziale. Gran palla data e non l'ha, per buona sorte Valdagnese non l'ha capita Gioco Neves, ma lì era uscita una pallina al veleno. Settimo fallo di squadra, anche questo non l'ho visto, chiede spiegazioni anche Tattarani, il direttore di gara. E a buon titolo, visto che è il capitano. Settimo fallo Valdagno, 7-4 la stazione falli, ne ha 7 la formazione di casa, 4 il Bassano. Nicolas Barbieri, la finta, prova a metterla dentro, capisce tutto Samuel Amato che può far ripartire il Tonci. Tonci ancora là, prova con Barbieri, fa tutto il Tonci, tunnel. Anche il tunnel. Per fermarlo quando parte così è abbastanza difficile. Mi sembra particolarmente ispirato questa sera. Chissà come ne pensa l'Emilia quando lui gioca così. Mamita Emilia da San Juan che ci segue in diretta. Il Gaston. Ancora Samuel Amato, Mendonsino. Prova la botta, aveva trovato anche la porta. Vediamo un po', il Valdagno adesso deve chiudersi per la ripartenza bassanese. Giocato largo per Barbieri, 2:26 alla fine, 2-1 Valdagno. Ora Crespo scambia proprio con Neves. Controlla questa volta Trabal senza non problemi. riesce l'ultimo tocco a Gioco Neves, se la prende col parquet. Amato largo per Tattarani, un po' di giro 3 alla Gai Marozin qui per Valdagno. Riparte dal suo metacampo il Tata. Pattino netto, subito ravvisato dal direttore di gara. Ancora pallina larga, 1:40 intanto alla fine di questo primo tempo. Samuel Amato, 10 secondi per tirare. E c'è il gol del Mendolsino lì, Samuel Amato, gol dell'ex, la caccia dentro, bomba. Gol pesante, questo è in chiusura di primo tempo, 3-1 per la formazione allenata da Franco Vanzo. Eravamo proprio sul filo della sirena dei 45 secondi. Mancavano veramente pochi secondi, bisognava andare al tiro. Ci ha pensato Samuel Amato che costringe per la terza volta il Bassano sul dischetto di centrocampo. Cambia ancora il risultato qui al Palalido, Valdagno 3, Bassano 1. Valdagno che è carico di 7 falli di squadra, dovrà gestire bene nel secondo tempo la fase difensiva. Ancora Centeno. Però è cresciuto molto nella fase finale del primo tempo il Valdagno, però sempre attenti alle ripartenze. È riuscito a pressare di più, però queste ripartenze bassanesi sono sempre estremamente pericolose. Valdagno che andrà all'ultimo, può andare all'ultimo possesso.
Gol per Samuel Amato, importante anche per il morale del giocatore di Mendoza. Ha trovato il tiro della sua mattonella, perché lo ricordiamo anche in altre formazioni era lo specialista da quella posizione, ne ha fatti parecchi. Prova a passarla dentro il Tata, attenzione, Toncideolo, Massimo Tatarani ci prova ancora il portierone giallo-rosso, direi Roberto uno dei migliori in campo stasera, se non altro per tutto quello che ha fatto vedere finora. Andiamo a vedere intanto i parziali dei primi tempi. Monza è avanti 4-3 sul Trissino, un Monza che ricordiamo gioca senza Zampoli in porta. Brescia, scusate, siamo andati qui, scusate, portate pazienza. Breganze CGC Viareggio 1-1. Allora, questo non è Verona, è Vercelli, ok? Sì. Vercelli Follonica Devo stare in tema. 0-0, Forte dei Marmi 3, Sandrigo 1, Scandiano 0, Lodi 1, anche qui partita tiratissima, siamo già nel secondo tempo. Sarzana 2, Tiene 1 alla fine del primo tempo. È tutto per noi, a risentirci tra una decina di minuti da Roberto Bauce e Domenico Tomba qui in diretta dal Paralido di Valdagno.
Bene, ben ricollegati in diretta con il Paralido di Valdagno, 76esima edizione del derby Valdagno-Bassano. Valdagno avanti 3-1 dopo il primo tempo, al gol in apertura del Bassano di Crespo. Hanno risposto in sequenza Tonci De Oro, Massimo Tatarani e Samuel Amato. Valdagno che adesso attacca dalla destra a sinistra dei vostri schermi in maglietta bianco-azzurra, completa tenuta giallo-rossa invece il Bassano che riparte con Dal Monte tra i pali, Nicolas Barbieri 17 in possesso palla ora, Andrea Scuccato, Vittor Crespo e Giogo Neves. Valdagno che risponde con Guillem Trabal, Marc Payares, Samuel Amato, Tonci De Oro e Massimo Tatarani. Rete annullata, c'era stato il fallo precedente di schiatto contro Bassano. Sì, non possiamo neanche parlare di rete annullata, si sentiva benissimo il fischio. Il gioco era già fermo prima. Valdagno che adesso ci riprova ancora con Tonci De Oro, stasera particolarmente ispirato. Roberto, sei d'accordo anche tu? Sì, ne parlavamo prima a microfoni spenti fra il primo e il secondo tempo, molto ispirato. Dal Monte naturalmente dalla parte opposta vede un mostro sacro come Trabal e fa bene a mettersi in mostra. Penso che queste cose siano di stimolo, avere un grande campione del calibro di Trabal. Altra cosa, abbiamo discusso delle partenze veloci, più che delle partenze, quando vanno via in slalom i giocatori del Bassano diventano veramente pericolosi, però abbiamo visto che lascia un po' fare la difesa del Valdagno, perché dopo alla fine Trabal è abituato a questa situazione di gioco, riesce a chiudere sempre bene per il momento. Intanto siamo già su rigore, siamo già all'ottavo fallo fischiato al Valdagno. Dicevamo da gestire la fase difensiva in questo secondo tempo, scusate. In effetti quando Vittor Crespo parte in diagonale, punta la porta, protegge pallina molto bene, riesce ad arrivare dalle parti di Trabal, ci prova Scuccato, non va, ancora Tonci per Tatarani, non riesce a tirare per il rientro di Neves, non riesce a tirare Samuel Amato. Valdagno che deve rinunciare al tiro e ricominciare a ragionare con Marc Payares. Tonci De Oro scarica su Amato. Bel tiro indirizzato all'incrocio dei pali, ancora una volta con la complicità del difensore. Dal Monte riesce a mettere fuori dal rettangolo di gioco. Palla che finisce, vediamo cosa decide. Palla che torna nelle stecche bianco-azzurre, Marc Payares a lavorare col Tonci per vie centrali. Amato scarica sul Tata, riparte largo adesso Valdagno, può ragionare di più la formazione di Franco Vanza. In questo secondo tempo la partita dovrà fare un po' Bassano se vuole recuperare lo svantaggio di 2 reti. Per il momento sta gestendo con un solo cambio, visto che Gimenez non viene utilizzato per motivi precauzionali. Assente ormai da un po' di partite anche Zambon, che questa sera magari tornava proprio utile. È infortunato anche Pippo Zambon. Attenzione intanto, Scuccato largo per Crespo, prova ad accentrarsi ancora lui, stava ripuntando l'area piccola valdagnese. Giogo Neves, un po' il regista, i polmoni di questo Bassano, riesce a girarsi, il tiro leggermente alto, Valdagno fa ripartire Amato. Il tiro leggermente sporcato dalla racchetta della difesa, poi qua Massimo Tatarani da buona posizione stecca un attimino la pallina, adesso non ho fallo. Ma qui sinceramente ma sulla racchetta non è d'accordo Tatarani, però non ho fallo del Valdagno, quindi siamo a un passo dalla punizione di prima in favore dei giallorossi. E dunque luce rossa accesa dalla parte sulla colonnina lato panchina valdagnese.
indica appunto il nono fallo. Se ne sono andati i primi 5 minuti di questo secondo tempo. Gran parata ancora di Trabal sul suo palo. Tonci in mezzo a due, poi viene toccato, secondo me. C'è un warning a Tonci De Oro. Non si è buttato, aveva già perso l'equilibrio comunque, forse più che altro per il grido, sì, giustamente l'arbitro lo ha richiamato. E anche a decimo fallo, perché? In automatico non warning, viene il decimo fallo. È il primo. I conti adesso tornano. Tutto corretto. E questo momento particolare perché Bassano può riaprire la partita. Siamo appena partiti nel secondo tempo. Sul punto di battuta vediamo che va Crespo contro Trabal. Tutto pronto, può partire Crespo, tira una bordata nel 7 direttamente dal punto di battuta e riapre sostanzialmente la partita. Gran tiro all'incrocio dei pali, non ne sbagliano una, non poteva proprio fare niente qua Trabal. Tirato una bordata lì a palla nel 7 a sinistra. Gran gol di Crespo. Quindi 2 reti per il Bassano, tutte e 2 da palle inattive. Adesso naturalmente Valdagno deve provare a spingere subito in avanti per non rischiare qualcosina di più nel corso di questo secondo tempo. Certo non si può pensare di gestire un gol di vantaggio a 20 minuti dalla fine, il secondo tempo è appena cominciato. Tonci De Oro, ancora lui prova a girarsi. Prova Pajares, trova i parastinchi di Crespo, ancora il tentativo di Pajares, palla che arriva telefonata, non trova neanche la porta. Scuccato, prova ad allargarsi. Ancora Scuccato dietro per Crespo. Eccolo lì, prova ad andare Crespo, riparte invece il Tata in velocità lungo la balaustra, poi si accentra Tatarani. Tonci De Oro si gira ma trova la spalla di Dalmonte a coprire il suo palo, di lì si fa fatica a passare. Ancora Barbieri largo, cerca la conclusione Nicolas Barbieri, pallina che finisce fuori dallo specchio della porta valdagnese. Richiama intanto al cancelletto Centeno, vediamo la mossa di Franco Vanzo. Per aumentare probabilmente ritmo e velocità, attenzione a questo errore di Pajares. Qua ha cercato di mestiere il fallo, non a bocca direttore di gara. Subito Pajares e questa volta va a scheggiare la traversa il giocatore del Valdagno. Tocca la traversa, secondo me anche con il contributo di Dalmonte. Partita che può riprendere. Scuccato che gioca con una vistosa protezione al gomito sinistro. Ora Michele Panizza va a giocare con il capitano, va a giocare con Neves retroporta. C'è in campo anche una delle nuove leve, delle giovani leve bassanesi, Mattia Baggio con il numero 7. Numero 7. Riparte Tatarani. Quindi anche Nunez qui lo tocca vistosamente. Proprio Scuccato. Ancora Panizza. E poi Diogo Neves
attenzione, c'è tocco di pattino, ha annullato il gol al Bassano, era andato Neves dopo il fischio di Domenico. Ancora Valdagno a manovrare, Valdagno 3, Bassano 2, 17-22 da giocare. Marc Pajares cerca la conclusione, riesce a mettere una pallina dentro, Tonci De Oro la tocca appena Dal Monte per mettere fuori causa la deviazione al volo di Massimo Tattarani. Ancora André Centeno, Marc Pajares, Centeno, la parata di Dal Monte, palla che era rimasta sul primo palo, scuccato, botta, bello il tiro proprio di... Ma c'è la spinta netta ai danni di Massimo Tattarani, non è da fallo di squadra, quindi... Ancora Marc Pajares, centropista, André Centeno largo, retroporta per il Tonci. De Oro, avete un avversario, mette dentro per Centeno che scarica per Tattarani che parte da dietro, la botta del Tata. Ha provato ancora il San Juanino, altro numero di Pajares, però non trova la porta Marc. Bella giocata, pallina difficile da controllare. Adesso vediamo, il Valdagno sta cercando più l'azione, non vuole partire in velocità come sta facendo. Attenzione il Bassano, qua paratona di Traballo. Lì stava già esultando, gli mette il gambalone Guillaume Trabal, che ha il suo papi in tribuna a tifare per lui. Ancora Massimo Tattarani, Marc Pajares, André Centeno chiama la ritardata sulla balaustra. Centeno, vediamo un po', eccola lì, attenzione, non riesce a liberarsi al tiro. Formazione valdagnese, qui Tonci De Oro sul giovane Baggio, e lì qui lascia correre Di Domenico. Panizza largo, scuccato, ancora Panizza a dialogare nella propria metà campo. Siamo già dalla parte opposta, Giogo Neves. Marc Pajares, la ripartenza valdagnese, Tonci De Oro. Ora Pajares, Tattarani, buona qui la combinazione a cercare di stanare la difesa bassanese, molto ordinata in fase difensiva la formazione di Luis Núñez. C'è una mezza carambola che stava per ingannare Mauro Dal Monte, palla che non trova specchio della porta. Giogo Neves nel suo metacampo, siamo già ripartiti dall'altra parte. Baggio, che riparte da ultimo uomo, ci prova Baggio, riesce a riconquistare palla poi su André Centeno, scuccato, non trova questa volta l'attimo giusto per portare via pallina Gaston De Oro. Controlla ancora la sfera la squadra giallo-rossa che deve andare alla conclusione. Tattarani anticipa e è subito in avanti. una gran palla messa lì, buona l'idea dentro, ma Tonci De Oro una furia stasera su scuccato. Giogo Neves, andare retroporta, due retroporta, viene via Pajares, ne fa fuori due da solo, riparte il Tonci, superiorità, attenzione, c'è Pajares, la botta di Michele Panizza,
Nota di Panizza, la risposta di Traballa. Una serie di carambole lì nell'area bianco-celeste, ne viene fuori Valdagno adesso con Pajares con calma sul Tata. esattamente proprio con Pajares. Ancora molto ragionato il gioco del Valdagno, che però pecca un attimino nelle conclusioni, arriva spesso davanti alla porta di Dal Monte. Dal Monte ci mette naturalmente del suo nel chiudere lo specchio, però Valdagno che sta naturalmente spingendo in maniera ragionata, non vuole correre rischi naturalmente nel 12 retrovie. minuti sono ancora un'eternità da giocare, quando hai solo un gol di vantaggio bisogna gestire senza scoprirsi troppo. Va bene spingere, ma E questo lo capiamo anche dai falli di squadra che sono fermi, ancora 10 per Valdagno, 6 per Bassano. Correttata, lo fermano lì, prova a passare in mezzo a due. Michele Panizza, sono già in tre in difesa sul Valdagno. Samuel Amato può far ripartire il Tata, che aspetta il ritorno di Neves per scambiare proprio con Samuel Amato. È pronto a rientrare anche Victor Crespo. Scuccato recupera questa pallina per Michele Panizza. Palla che è rimasta retroporta. Time out chiesto proprio da Luis Nunez, che tiene dentro Baggio, fa rientrare Victor Crespo. Siamo a 11 minuti dal termine, Valdagno sta conducendo ancora per 3-2 sul Bassano, adesso diventa anche naturalmente, si gioca un po' sui nervi, perché bisogna stare attenti un po' di qua e un po' di là, però come dicevamo a non prima, prenderla, però non può. Valdagno naturalmente non sta facendo manco per niente possesso palla a giocarsela per far trascorrere il tempo, perché sono troppi minuti in questo momento. si sta ragionando per cercare naturalmente di affondare il colpo con un occhio di riguardo, a stare attenti a non prenderle. Il Bassano fa ancora naturalmente leva sulla velocità, cerca di andare via soprattutto nell'uno contro uno. Buona la guardia di Trabal, non ha nulla potuto naturalmente né sul rigore né sulla punizione di prima, tutte e due l'incrocio dei pali. Molto attivo De Oro questa sera, particolarmente ispirato. Praticamente Tonci De Oro, molto attive anche le tifoserie. Roberto, mi consentimi questa nota di colore tra la zona bassanese con un Monty Python e dall'altra parte la curva con le brigate. Non mancano le frecciatine con gli striscioni, come è giusto che sia nei derby, sempre nel termine del... Andiamo a vedere anche qualche altro risultato agli altri campi. Monza Trissino 5-5, Braganze 2, Viareggio 1, questo è un risultato importante per Valdagno. Vercelli sta soccombendo in casa 1-0 contro il Follonica, Forte che dilaga in casa 7-2 sul Sandrigo, Lodi a Scandiano avanti 2-0 e Sarzana al vecchio mercato 7-2 con il Tiene. Andiamo in diretta con Massimo Tattarani che va al tentativo di conclusione. Baggio che resiste al tackle con Centeno. Crespo largo contro Amato, riesce a incrociare proprio per Giogo Neves, va a girare Neves largo per Baggio che riesce a girarsi. Bello il tentativo dell'attaccante bassanese Marc Pajares, vediamo un po' se sceglie la conclusione. Ci ha provato Marc, pallina insidiosa appena sopra la traversa. Ancora Andrea Centeno, Tattarani, Centeno largo ancora per il Tata, ci provano retroporta. Pajares Amato che scivola nel controllo, adesso come dicevi prima ragiona molto di più Valdagno, chiude bene la difesa bassanese. Ci ha provato Andrea Centeno,
chiuso tutti gli spazi ancora una volta Dal Monte. Samuel Amato, provato dentro, era buona l'idea per il Tata, riparte Crespo, corre lui, palla indietro, 3 contro 3, Tata che va giù netto, agganciato da dietro, nulla da dire. agganciato da dietro, va giù sul pattino d'appoggio. Di Domenico è lì a 3 metri, non può non vederla. 8,45, un rigore decisamente molto importante che può spostare l'equilibrio di tutta la gara, anche se come ricordiamo sempre 8 minuti sono un'eternità, tantissimi. Prova ancora Tatarani. Si prende la sua responsabilità il capitano. Momento molto importante Di Massimo Tatarani sul punto di battuta. Si aspetta il cenno del signor Di Domenico. La posizione nella gabbia di Mauro Dal Monte, tutto pronto. E questa c'è volta il il gol. gol. La cuffia dei rotatori e la Pulsar, ne mettono dentro un altro. 8,43. Carica come si deve Massimo Tatarani. E 43 da giocare, c'è il gol del Tata. Cambia ancora il risultato qui al Palalido. Valdagno 4, Bassano 2, 8,43 da giocare. Derby che si accende. Vittor Crespo cerca Lazio schiaccia, poi invece trova un bel assist per Michele Panizza, ci pensa Trabal. Adesso Pajares ancora per il Tata. Tifoserie che sostengono a gran voce le due squadre, sia col Valdagno che con la nutrita pattuglia bassanese in curva sud. Bellissimo anche il colpo d'occhio nella curva nord dove risiedono stabili i tifosi del Valdagno, ma attenzione, siamo in cronaca diretta ancora con il Bassano che naturalmente non molla, prova a spingere in avanti adesso con la manovra fermata di Crespo. Anche in questo caso Di Domenico è lì piazzato, va a chiamare il fallo. C'era secondo me vantaggio Bassano, qui Crespo stava liberandosi per il tiro, però come abbiamo detto fischia lui. Attenzione Nicolas Barbieri con Crespo, parte Giogo Neves per vie centrali, Barbieri che si allarga, prova a tagliare dentro, c'è il Tata su di lui, ancora Crespo, Amato, scadono i 45 secondi. Andrea Centeno, attenzione, qui in effetti viene dato vantaggio. Qua viene messo giù nettamente da Centeno, è andata. Di Domenico opta per il fallo di squadra. Giogo Neves per Crespo, cerca l'alza e schiaccia, pallina alta, aveva fermato tutto comunque Traballa. Pajares subito dall'altra parte, c'è Centeno, va a chiedere palla, la riceve, retroporta, fa fuori Barbieri, in 3 su di lui. Al secondo colpo non è riuscito a stare più in piedi, naturalmente c'è la chiamata del direttore di gara, fallo di squadra, adesso ci sarà anche richiamo verbale per Crespo, c'è un warning anche per lui.
6:50 da giocare in questo secondo tempo. Valdagno sta conducendo per 4-2. Sono 12 falli di squadra del Valdagno, 7 quelli del Bassano, ma partita sostanzialmente corretta. Sì. Non hanno avuto problemi i direttori di Valdagno gara. deve gestire 3 falli in 6 minuti e mezzo per non incorrere nell'ulteriore bonus della punizione di prima. Adesso fa correre palla, naturalmente 6 minuti e mezzo, non ha fretta di andare a concludere la formazione di Franco Manzo. Qui scivola Pajares, attenzione. Poi Centeno, l'intuizione di André e la grande risposta ancora di Dal Monte sul tentativo di Pajares. Sugli scudi il portiere giallo-rosso stasera. Sì, decisamente sta limitando i danni Dal Monte. Ha fatto tutto bene anche Pajares, perché non ha cercato il tiro di prima, ha aspettato in seconda battuta per vedere il movimento del portiere, quindi è bravi tutti e due nelle circostanze. Sì, c'è stato uno svarione difensivo lì, un po' un'ingenuità della difesa bassanese, una delle poche devo dire che si sono viste finora. Attenzione a Crespo, ancora lui. Tonci De Oro si ferma, e Tonci correttamente non va a forzare, si era già chiuso la scatola difensiva del Bassano. Time out chiesto proprio da Nunez, che ha scuccato al cancelletto. Vediamo un po' cosa lo cambierà con Nicolas Barbieri. Crespo naturalmente con 5 minuti adesso deve provare il tutto per tutto anche Nunes, che avrà più peso forse in avanti. Intanto Trabal, grande risposta. Amato qui non precisissimo sul Tonci, che però rimedia, ed è subito Giogo Neves dall'altra parte con Crespo che si allarga. Capisce tutto André Centeno, va a riconquistare pallina. Tonci De Oro ancora. Marc Pajares scarica su Centeno che arrivava retroporta. Alla larga sempre per il Tonci, con sicurezza il Toncito. E lui a dettare i tempi questa sera per il Valdagno, che ha la panchina corta, vi ricordo, per l'indisponibilità di Gimenez, non c'è nemmeno Zambon. E ancora Marc Pajares largo per De Oro. Risposta col guantone, la palla era probabilmente all'esterno della porta. Palla subito lunga, Michele Panizza, capitano. Sembra ancora un giovanotto, corre ancora molto Panizza. Qui arriva alla conclusione. E ci prova anche, lì era pericoloso questo suo tentativo. Per poco lì sta facendo un numero Samuel Amato. 3:27 da giocare, scuccato dall'altra parte. Adesso c'è Crespo che cerca la conclusione centrale. Ancora Crespo largo fa tutto lui, poi scarica su Scuccato. Nicolas Barbieri, serie di finte, però non riesce ad arrivare sulla tre quarti. Poi prova una botta. Time out Bassano. E qua con 2:53 sì, vediamo Bassano spingere, mi sembra che il Valdagno stia controllando. Valdagno sta gestendo, ma 2:50 è una vita. Qui adesso non facciamo dietrologie inutili, va bene. Come falli siamo anche in una situazione abbastanza diciamo tranquilla. 3 falli per entrambi per arrivare al decimo. Si possono gestire, vediamo un po'. Se vogliamo un attimo citare intanto sia per il Bassano che per il Valdagno migliori in pista. Per Bassano possiamo dire
sicuramente Dal Monte, non so se sei Dal d'accordo. Monte assieme a Crespo, che ha giocato un numero impressionante di palline. Per Valdagno Guillaume Trabal, ma naturalmente fuori quel Vespino truccato lì, numero 7 valdagnese, il ragazzo di San Juan, Gaston Tonci de Oro. Sì, ha dettato un po' i tempi in questa serata, ha avuto man forte naturalmente dai tre difensori, Pajares, Amato che lo vediamo in possesso di sfera a questo momento, e anche Centeno. Tatarani importantissimo là davanti come al solito. Il Tata a fare del suo, quello che sa fare meglio, un paio di golletti. Sale a quota 27 nel conteggio totale dei gol segnati in stagione. Amato largo per Marc Pajares, 9 secondi per andare a tirare, vediamo Pajares, ci prova, si chiude la difesa del Bassano. Tumellero, Ancora Trabal. Il suo tiro trova Guillaume Trabal sulla traiettoria. Neoentrato, giocatore bassanese, attenzione Barbieri, la domestica pallina Tonci de Oro anche in fase difensiva, fa ripartire Pajares che accelera ma non troppo per potersi giocare poi retroporta un altro po' di secondi. Quello era fallo, chi lo vede non puoi andare di là della riga blu. Palla che resta nelle stecche del Valdagno, che deve gestire gli ultimi 90 secondi di gioco. Anche queste situazioni sono molto importanti, devi tenere per i 45 che hai a disposizione senza rischiare nulla, fai passare il tempo e così la partita va sicuramente in cassaforte, i 3 punti sono quasi assicurati. Bisogna prestare però estrema attenzione perché non si può sbagliare con questo Bassano. Luis Núñez che ha scelto di giocare con un paio di giovani che abbiamo visto, sia Baggio che Tumellero. Ora Tonci de Oro, prova lui, è cominciato intanto l'ultimo giro di orologio, c'è il fallo qui fischiato a Valdagno, incredibile, se la ride anche Centeno. La botta fuori sulla destra di Trabal. Crespo cerca l'alza e schiaccia Tonci de Oro a ripartire con calma. Guarda il cronometro, fa bene De Oro a tenere controllo. Non affonda però. Si aiuta con il pattino lì. Palla che torna nelle stecche giallorosse. 30 secondi ancora da giocare. Ricordiamo il risultato: Valdagno 4, Bassano 2. Possiamo parlare di vittoria importante quindi per la formazione di casa allenata da Franco Vanzo. Ora la risposta di Guillaume Trabal. Barbieri largo per Scuccato, anche per Scuccato ottima partita. Prova Crespo, si impenna la palla André Centeno, la tiene lì André Centeno, finisce questo derby e dunque le stagioni diventano 9, sono quelle che Bassano non riesce a vincere qui al Palalido. Partita che termina con il risultato di Valdagno 4, Bassano 2. Al gol iniziale di Crespo hanno risposto la tripletta valdagnese con Tonci de Oro, Massimo Tatarani, Samuel Amato. Primo tempo terminato 3-1. Poi il 3-2 di Crespo che su rigore ha riaperto la partita, la botta vincente ancora del Tata, il 4-2 finale su rigore. Roby, direi però un bel derby, una bella partita, un Bassano che ci ha provato. Sì, è stato tutto bello, Valdagno che dopo è cresciuto naturalmente nella parte finale del primo tempo, ha saputo gestire e chiudere bene la partita con il quarto gol. Bravo anche Franco Vanzo che con la panchina leggermente corta ha fatto i cambi perfetti per tenere questi 3 punti importanti. Grazie a Domenico per avermi ospitato in questa partita. È sempre un piacere, Roby, qua altrimenti qui da solo morivo. Poi i derby hanno per le coronarie un impatto notevole. Le riprese di Marco Zen, la voce di Roberto Bauce, guarda in camera, saluta Roby. Un saluto da Domenico Tomba, presto a risentirci in diretta
dal Paralido di Valdagno. Noi ci sentiremo anche in diretta per la Coppa Italia, staremo a commentarla la prossima settimana in quel di Trissino. Migliore in campo il numero 7 Tonci, Gaston Tonci De Oro. Un saluto a mamma Emilia, a Maria, a tutti quelli che ci hanno seguito. A presto in diretta dal Paralido di Valdagno con Roberto Baucia, Marco Zenne e Domenico Tomba. Buonanotte dal Paralido, a presto in diretta con noi. Ci siamo? Possiamo andare? Molto bene, siamo con Tonci De Oro e Marco Pagliaresta. Tonci, stasera migliore in campo, ti è toccato fare un lavoro particolare secondo me, perché con Dario infortunato, manca anche Pippo, ti è toccato dettare tempi e metodi. Mamma Emilia sarà stata contenta, bella partita. Buonasera a tutti, no? Penso che sia normale, perché questo, per quello si chiama una squadra. Quando non c'è uno ci sarà l'altro, quando no ci sarà l'altro ci sarà l'altro, e così. Oggi mi ha toccato a me, come un'altra volta le tocca un altro, e va bene, avanti così. Abbiamo visto che abbiamo bisogno di tutti, perché la stagione è lunga e è andata bene, dai. Bene. Marco, non è stato un derby semplicissimo da gestire, specialmente quando siamo finiti sul 3-2, però siete stati bravi a giocare di squadra, a gestire pallina. Hai dovuto farle tue anche tu stasera. Ciao a tutti. Sì, è stata una partita non semplice, una squadra che corre, che è gestita bene, che fa possessi lunghi di pallina e quindi usura molto l'altra squadra, però siamo stati molto bravi, soprattutto anche fisicamente abbiamo tenuto bene, siamo stati lucidi fino alla fine, abbiamo gestito bene i 3 punti che ci servivano moltissimo. E niente, una gara molto buona per noi, contenti per i tifosi che esultano questo derby. Sì, perché il derby, questo qui alla fine è sempre un derby non sentito di più, cioè qui non è importante la posizione in classifica, bisogna vincere, bisogna portare a casa i 3 punti. Siamo pronti per la Coppa Italia? Sì, penso che ci dispiace il pareggio del Trissino, ma avevamo fatto un bel risultato in Coppa a Viareggio
abbiamo rischiato di vincere alla fine a Trissino, ma questa è una bella spinta. Pensiamo adesso alla Coppa, che ci concentriamo nel prossimo weekend, che sappiamo che le partite secche è un'altra roba e puntiamo a vincere. Dai. Tra l'altro riuscirò anche a commentarvi in diretta, quindi fino alla fine forza Valdagno. Grazie ragazzi. Grazie, Vaghi. Grazie a tutti, ciao, a presto.